Parte il governo c'è, ma non sono tutti positivi, anzi tutt'altro i titoli in prima pagina dei quotidiani. Tuttavia comunque l'atteggiamento più diffuso è quello di aspettiamo e stiamo a vedere. Cominciamo dal Corriere della Sera. Ora parte il governo Movimento 5 Stelle Lega, il titolo che fotografa appunto il fatto. La Repubblica, torna il governo populista, titolo diverso dunque del quotidiano. La Stampa ha un titolo più corposo: l'Italia archivia la crisi più difficile, Conte premier, Salvini e Di Maio vice. Sole 24 Ore, l'intesa Lega 5 Stelle, Conte premier, tria all'economia, Mattarella ha conferito il nuovo incarico, oggi il giuramento, voto di fiducia tra lunedì e martedì, tra le novità i dicasteri per Sud, famiglia e democrazia diretta. Più equilibrio sull'Europa, Paolo Pommeni, la sfida del Colle, populisti nei ranghi e poi i ministri del governo giallo-verde, i tre più importanti, l'economia, sviluppo e lavoro, gli esteri e poi più importanti per il Sole 24 Ore che ha un occhio appunto proprio sull'economia e sulla finanza. Poi c'è Salvini naturalmente all'interno, Salvini e Di Maio vice premier. Questo il quotidiano che però ha in taglio più basso altra notizia importante della giornata contro la UE, i dazi di Trump che sono partiti dalla mezzanotte di oggi e le contromisure dell'Europa che partiranno a breve. Milano Finanza, stavolta i Conte tornano, alleluia, ha trovato l'accordo tra 5 Stelle e Lega, parte il governo giallo-verde. Fatto Quotidiano, il governo c'è, ora fateci vedere il cambiamento, la Lega cede a Mattarella e 5 Stelle, Marco Travaglio, tra un governo con Salvini premier alleato del Caimano e un governo con Conte premier sostenuto da 5 Stelle al 32,5% e dalla Lega al 17,5%, preferiamo il secondo, non sappiamo ancora se definirlo sulla carta migliore o meno peggiore, ma lo sapremo presto. E Travaglio che inizia però il suo editoriale dicendo: l'unico giudizio che conosciamo anche per la nostra ragione sociale, quello sui fatti, della maggioranza 5 Stelle Lega abbiamo già detto tutto, avremmo preferito un accordo tra il Movimento 5 Stelle e un centro-sinistra profondamente rinnovato, ma queste tre ultime parole si sono rivelate un ossimoro grazie a Renzi. Il manifesto sì Salvini, chi può? Ministro dell'Interno. Si conclude con il governo Conte il travagliato parto politico dopo il terremoto del 4 marzo, Mattarella esce dall'angolo, Salvini prende interni e vicepresidenza, Di Maio e 5 Stelle escono ammaccati e alla prova di una convivenza con una destra lepenista e liberista. Inizia una legislatura di fuoco, l'Italia torna, laboratorio politico. Il governo c'è, per la sinistra inizia la sfida, così Norma Rangeri e poi Juncker, l'Italia sia meno corrotta, il numero 1 di Bruxelles infiamma lo scontro, Tajani chiede di smentire. Anche il Fatto Quotidiano in taglio alto aveva le parole del Presidente della Commissione Europea che così accoglie Savona: gli italiani devono lavorare di più, essere meno corrotti, smettere di incolpare l'UE per tutti i loro problemi. Levategli il fiasco, conclude Marco Travaglio. Il Giornale, buona fortuna, parte un governo mezzo tecnico, Berlusconi deluso, sono fragili, altro che politico, ci sono 7 non eletti nell'esecutivo Di Maio, Salvini, Conte, passo indietro della Lega, i nostri paletti a Matteo di Alessandro Sallusti. E poi italiani fannulloni e corrotti, l'ultimo è un imbecille, è Juncker. Trattativa finale, pure Salvini cede, tutti soddisfatti, nessuno contento, centrodestra diviso per 3 col resto di uno, futuro a rischio Giorgia Meloni, vengo anch'io ma Di Maio no, tu no. E infatti non è rientrato il suo nome come ministro della difesa che era circolato per alcune ore. Il Foglio, smascherare il bluff sovranista, accordo fatto, Lega e 5 Stelle mettono insieme due debolezze, dal governo del cambiamento al cambio del governo, i conti con il nuovo bipolarismo perché saranno gli imprenditori e i mercati a tenere in piedi l'Italia, Giuliano Ferrara, almeno per un giorno voglio credere che la catastrofe sarà un naufragio molto allegro e poi Renzo Rosati, il fogliante Giovanni Tria al MEF, cosa c'entra un economista pragmatico e pro-euro col governo anti-tutto. Libero, Chiosa, pagliacciata, accordo 5 Stelle Lega, intesa fra i vice premier Salvini e Di Maio per un governo a guida Conte, Savona cacciato dalla porta, rientra dalla finestra con un altro incarico, davvero il leader del Carroccio si fa infinocchiare così da Gigino? Questo il titolo di Libero. Avvenire.
Governa la strana coppia, Di Maio e Salvini, vice con Conte Premier e Tria all'economia, lo spostamento di Savona alle politiche UE permette l'intesa 5 Stelle Lega, Cottarelli si ritira, Mattarella, paese pacificato, volontà degli elettori rispettata, lavoro interno, ruoli chiave ai leader, paradosso e attesa, Francesco Riccardi, tempo di speranze, allarmi e vigilanza. Il Messaggero, parte il governo Di Maio, Salvini. Questo è il titolo, secolo XIX, l'Italia si affida al governo Conte, oggi il giuramento, i nodi decisivi, economia, Tria, Savona resta ma passa alle politiche comunitarie, metro, abbiamo un governo, questo è il titolo. E poi il resto del Carlino, la squadra, quella di Conte, ecco il governo Conte e infine c'è il Tempo che chiosa, andate a lavorare, miracolo dopo 90 giorni di chiacchiere, errori e girevolte, Lega e 5 Stelle finalmente partono, le consultazioni più lente di sempre partoriscono un governo di tecnici fedelissimi e riciclati. Avete visto una panoramica dunque delle prime pagine dei quotidiani in edicola sul nuovo governo appena nato. È tutto. E ora riprendiamo dall'altra notizia importante del giorno, la guerra dei dazi che arriva.